Discussioni su viabilità, lavoro, balneazione, il periodico confronto fra i primi cittadini e la conferenza dei sindaci del litorale veneto sui problemi comuni alle amministrazioni costiere è proseguito a Jesolo, proprio nei giorni in cui la viabilità d'accesso alle destinazioni turistiche, in particolare i passi in avanti sulla via del mare, hanno spesso tenuto banco a livello politico. Entro un termine di 3 anni finalmente avremo la nuova via del mare che non si concluderà con l'accesso a Rotonda Tosano, quindi all'entrata di Jesolo, ma proseguirà con la bretella verso est, anche qui la progettazione con la regione, con un importante contributo economico anche del comune di Jesolo, sta andando avanti, quindi i due interventi viaggeranno sostanzialmente in parallelo. In contemporanea anche, e qui sta anche la sinergia fra i comuni, con il comune di Cavallino Tre Porti stiamo interloquendo con la regione per realizzare anche degli ulteriori interventi che da Rotonda Tosano portino fino al ponte e poi verso Cavallino. Per quanto riguarda il tema delle ordinanze di balneazione, i comuni si stanno tutti attrezzando, la collaborazione è importante con le capitanerie di porto. Oggi tra l'altro nella conferenza dei sindaci abbiamo invitato anche l'ammiraglio in modo tale da poter interloquire per temi di carattere sovracomunale, tra cui anche il tema del granchio blu ed altri temi di carattere generale della costa veneta, con l'ammiraglio che è il riferimento veneziano per noi importante. Ovviamente poi sui territori ci sono i singoli comandanti e la loro attività per tutti noi sindaci è preziosa. E fra le tematiche affrontate dai primi cittadini verso la nuova stagione balneare è nuovamente emerso il delicato nodo del lavoro stagionale. È un tema, quello del lavoro, molto delicato e molto anche complesso da affrontare. Noi ovviamente chiederemo anche alla politica di fare dei provvedimenti sulla NASPI, sull'indennità di disoccupazione, perché chi ha una unica stagione possa veramente essere in grado di lavorare, ma anche di mantenere la sua famiglia quando il lavoro oggettivamente non c'è perché le spiagge sono chiuse.